Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, una tendenza meteo per l'inverno 2023-2024 che ci attende sul Veneto e sull'Italia. Gran parte dell'inverno sarà caratterizzato da El Niño, quindi il riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che determineranno quindi condizioni di instabilità su quelle zone e una correlazione che notiamo in questa immagine con il geopotenziale che in questi ultimi anni si è concentrato soprattutto sulla Groenlandia a nord dell'Europa, mentre geopotenziali alti, quindi alte pressioni su gran parte dell'Europa. Ma questa configurazione non sarà la stessa di quella che accadrà quest'inverno. Infatti con El Niño si prevede l'affluenza di correnti occidentali proprio tra Stati Uniti d'America, soprattutto un anticiclone ben solido sul Canada e quindi l'arrivo di impulsi occidentali sempre frequenti di origine atlantica, con però, come notiamo da questa immagine, un blocco freddo possibile sul nord Europa che potrebbe quindi riservare degli impulsi instabili nel corso del periodo tra dicembre, gennaio, febbraio, ma anche fino a marzo potrebbe protrarsi questa situazione, portando quindi anche delle fasi di precipitazioni un po' abbondanti, soprattutto sulle aree alpine. Infatti qui sono previsti accumuli notevoli, notiamo da questa grafica infatti come gli accumuli di nevicate saranno considerevoli e qui proprio la neve cadrà a quote molto basse e quindi avremo occasioni di avere accumuli davvero notevoli dopo le ultime annate con la Nina con scarse nevicate. Pochissime invece le probabilità di nevicate sui Balcani e su gran parte delle pianure, ma tutto può rivelarsi ancora molto dinamico proprio perché potrebbero arrivare impulsi freddi dalla Russia che riserverebbero quindi precipitazioni a carattere nevoso anche in pianura, soprattutto sul nord-est. Ma per maggiori dettagli ovviamente vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo e all'evoluzione quindi nel corso delle prossime settimane.